I dipendenti veneziani delle poste, trasferiti a Padova in seguito alla riorganizzazione, sarebbero costretti a subire continue angherie da parte dell'azienda. La denuncia del sindacato autonomo FAILP-CISAL. Nonostante la possibilità di organizzare turni disponendo di 580 persone, sostengono, ai lavoratori veneziani toccano sempre orari impossibili. È incomprensibile da parte di questa azienda, in questo caso mi rivolgo al centro di Padova dove sono praticamente applicati questi lavoratori veneziani, questa azienda non abbia questa elasticità di capire e comprendere questi disagi che subiscono questi lavoratori che vengono da questa realtà del veneziano, che pagano tra l'altro la tratta autostradale fra le più care d'Italia. Turnistiche insostenibili, denunciano dal sindacato, che non tengono conto neppure di situazioni limite come coppie di dipendenti con figli disabili. Assistiamo a casi e situazioni del tipo coppie di coniugi che hanno orari diversi. È intollerabile e irricevibile da parte nostra una cosa del genere. In azienda c'è inoltre un clima perennemente teso dovuto all'aggressività di alcuni capisquadra, continuano dalla CISAL. Abbiamo scritto anche al vescovo di Padova per chiedere una sua presa di posizione. Capisquadra, capiturno che bestemmiano portando praticamente a disagio il lavoro, non creano quel clima di serenità e quel giusto codice etico che è la stessa azienda Poste che lo scrive e che lo dirama a tutte le strutture, ma che nella realtà dei fatti questo non avviene. Il tutto, concludono, a valle di una riorganizzazione che ha ridotto i centri di smistamento del Veneto da 3 a 1, con un sensibile peggioramento del servizio. Concentrare su un unico centro per noi è sbagliato, perché poi potrebbe e porta dei ritardi nelle lavorazioni e di conseguenza con ricadute negative nei confronti del cittadino, dell'utenza.